Oggi il negozio Esteloro è chiuso. Abbiamo provato più volte a suonare il campanello, ma non ha mai risposto nessuno. Siamo in via Jacopo da Ponte a Bassano, a 2 passi da piazza Garibaldi. Ieri sera questa gioielleria del centro è stata presa di mira da una coppia di malviventi che ha messo a segno una rapina, ferendo il titolare Ivan Gasparotto e impossessandosi di preziosi per un valore di almeno 200.000 euro. Ad agire, intorno alle 18:30, un uomo e una donna sui 50 anni con il volto parzialmente coperto dalla mascherina. I due sono entrati chiedendo di poter vedere dei gioielli. Il proprietario ha aperto la cassaforte e ha preso i rotoli con i preziosi. È a questo punto che i due rapinatori sono entrati in azione. L'uomo ha spinto con forza l'orefice facendogli sbattere la testa contro un mobile. Quindi hanno preso il bottino, dileguandosi poi per le vie del centro. Il titolare della Esteloro ha dato l'allarme e chiamato il 112. Ora è caccia ai banditi. Le indagini dei carabinieri di Bassano si stanno concentrando sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza del comune e di alcuni privati. Non sono invece disponibili quelle del sistema interno della gioielleria assaltata. Nessuno ha assistito alla rapina, neppure i negozianti vicini si sono accorti di quanto stesse accadendo all'interno della gioielleria.